Buonasera a tutti, esta è nuova de oggi di Kimbe che napora su mese di Natale 2020 Kimbe. Bene, cominciamo diretto da una cratera come si presenta Saida si presenta dei gol che in questa nube che sono venuti sopra e che sono cocuzzannela e quindi a restare cocuzzato tutto sa ma poi dimo su Saravallo e non narata. Ecco, questa è un'altra fotografia, un pacchetto con la strinta, ecco che ti su grandangolo. E dimos oie ittenare attacchi lo conquistato che una modinedda verso al decche, cioè verso quest'ora, insomma, decche grado la temperatura massima, 6 grado temperatura minima. Crasa, Zapatu, invece abbiamo su un pacco spalazzato in da sotto, poi comincia a cucustare un pacco spalazzato a mezzodie e poi resta mezzo coccolato per tutto il die. 11 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Abbiamo purtroppo un toccamento d'olo, gli pure da dare finché è morta Caterina Panivello o Gattia Sanna, cioè Gattia Subiate Mortadella, mamma di Alessandra. L'interro che ha spogliato qui Salvatore Ena Esaizza, Sinarata Clara, quindi Zanetta. L'interro è sabato 6 a 9 e mezza in Saccheria su Salvatore. Mi è mancata la frase, questa scondoglianza, ma vi aggiungo che ecco, impresse che sono andate a scrivere Sara, poi sono andata a fotografare su manifesto e così via. Intanto a questa nuova del toccamento d'olo, andiamo su una sera invece di allegria, oggi è batta una persona in bici che comprate 100 anni, comprate e a sa schimbe, bessa missa e sacraia d'Antoiogli e poi tutto resti scombitato a succumbitu chi veste in su salone probania, quindi a ora adesso a sese. Eh? Eh, una bella cosa, insomma, che va pazienti in visti che siete arrivati a quest'età e viene insomma in una bella forma di vita, ecco, cioè, in grado di comprendere, di scrivere, di queste cose, insomma, non è una cosa di poco conto. Bene, andiamo da innanzi, abbiamo dato l'appuntamento in bici, qualcuno che mi pare che era proprio brincato, ma se non veste lucchi il camuso. Allora, toccamento sanitario, vaccino antinfluenzale, scherapura, 2 di Natale, la sastra e la sassetta. E vabbè, questo è già colato. No, non è possibile. Un attimo, che batte i sbagli, no, che batte. Allora, Pietro Sanna, Pietro Sanna, foto. Kimbe, che è Napoli Kimbe, scusate, battevo in sbaglio, Kimbe di Natale, Kimbe d'Oichi, a Sal 2020 Kimbe, a sa da sa strese a sa 7 de 0. Si può tornare fino a scanne prenotazione, praticamente storie e ammentate che si può che sa fascinante influenzale che nessuna prenotazione, basta di andare su poliambulatorio in zona Molino. Bene, abbiamo un attimo che abbiamo dimenticato su Dancing e che li inviamo subito, che li inviamo un attimino. La bestia già, ma non viene bene a cliccare, come invia. Sì, eccolo qua. Verso Dancing posso piscinello Christmas Party. Si narra pusche Dancing. Alle piscinello che batta a si divertire in su Christmas Party su 7 di Natale domenica, quindi a salvato le mesa le vortelie in su Planet organizzato dal comitato di Santo Giulio 2026
con tanti giochi e sorprese vieni ad imboccare la letterina del Babbo Natale, cioè quindi è arrivata in una letteretta a chi l'ha consegnata e a Babbo Natale poi portata sul regalo. Ingresso 15 € te Panet Club. Bisemo presenta tutto il comitato Santo Iogli Martire di Dua Missa e 26 e poi andiamo all'Ugola e non batta un calendario meta preno de eventos meta importante ben organizzato che sono organizzato dai subcomune dell'Ugola. In effetti no, che sono dimenticato di iscrivere vabbè, informazioni comune di Lula, però ve lo possiamo porre sopra comune di Lula e vabbè, lo compre, toccate lo comprende, ma mi è dato inviato questo del duo score, e poi pensato che praticamente organizzatori di due scuole, magari che su supporto sul comune. Programma attività, quindi andiamo a solo gli eventi che bisogna dare Capaccu, dicembre ore 19, Biblioteca Comunale Via della Repubblica, canti da cappello con Stefania De Luigi, che è una cantante. Poi 8, chiesa parrocchiale, Piazzale Loreto, ore 19, dalla terra al cielo, con Franca Masu, Fausto Beccalossi, questo è un concerto. Bene, andiamo da innanzi, poi di pro die, per rammentare i tebata in questo evento. No? Andiamo da innanzi, Olzai, l'azienda Hercules conquista l'oro al concorso di Lione. Questa azienda è da un premio a Satiro, Donzano ne Inghetun. Il formaggio votato da una giuria internazionale di Michela Colombo, Olzai, l'articolo. Questo Semulissa Nuova Sardegna, una nuova medaglia d'oro arricchisce la pletora di riconoscimenti dell'azienda agricola casearia Hercules di Olzai. Giovanni Agostino Currelli, pastore, fondatore, titolare ed esperto casaro del caseificio, incassa il più alto riconoscimento al Concours International de Lyon 2026 per il suo Hercules Maimone nella categoria altro formaggio di latte di pecora e pasta extra dura e semidura, con la sua stagionatura da 24 a 36 mesi. La comunicazione è arrivata appena 2 giorni fa alla posta del caseificio Olzaese, che ha scoperto di essere stato selezionato tra ben 2200 campioni di formaggio provenienti da 23 paesi del mondo, votato da una giuria di 627 degustatori internazionali. Questa medaglia conferma la qualità del suo prodotto, scrivono gli organizzatori a Currelli, e la cura con cui è stato elaborato. È la dimostrazione che i degustatori del concorso lo hanno riconosciuto come uno dei migliori della categoria, ma premio Hercules n'ha vinto che ne conto, n'ha vinto che ne conto. Allora andiamo da innanzi e diamo il numero, ci dia i nostri soldi. Peppe Ciccolì. E dai bilis questo pacco soldi, no? Anche questo della provincia Polmanna del Sumunnu, che manta mezzo abitante. Si inasprisce l'avvertenza entrate, l'amministrazione Seoni nomina un avvocato. Battaglia a colpi di carta bollata. Ciccolini risponde: avrete ciò che vi spetta. Oh che i rapporti fossero tesissimi era chiaro a tutti, ma ora lo scontro istituzionale finisce a carte bollate. Il duello tra le province dell'Ogliastra e di Nuoro è più di sciabola che di fioretto, con il primo ente che ha conferito ad un avvocato il più ampio mandato per la tutela e rappresentanza della provincia in sede giudiziale e stragiudiziale. La contesa ruota intorno ai 23,4 milioni di euro che secondo la provincia amministrata da Alessio Seoni Nuoro starebbe trattenendo illegittimamente, di fatto provocando la paralisi amministrativa del neonato ente. Criticità che coinvolge anche lo stato delle strade provinciali, una rete di 263 km. Però lo che questa rete non è di competenza della provincia di
Ogliastra ha chiesto una provincia regionale ma non una provincia statale. La polemica si è inasprita dopo l'incidente sulla provinciale 27 in cui hanno perso la vita 3 operai egiziani. Procedura Lumacca. Sulla querela interviene il presidente della provincia di Nuoro Giuseppe Cicolini che fa chiarezza su più punti. Da maggio, mese del riconoscimento del decreto che ha istituito le 2 province, è in corso una complessa attività di trasferimento di risorse, competenze e procedimenti amministrativi. Numerosi incontri fra i dirigenti e funzionari dei 2 enti hanno avviato un percorso di collaborazione fondato sul lavoro costante e congiunto degli uffici di entrambe le amministrazioni, in un clima di cooperazione reale e continua. È una procedura tecnica che richiede atti, verifiche e passaggi formali che nessun organo politico può sostituire. La burocrazia si è annidata sulle procedure, scalfendo anche i rapporti. La provincia di Nuoro, dichiara Cicolini, ha costantemente sollecitato i propri uffici a velocizzare la definizione delle pratiche, pur operando in un contesto di difficoltà legate alla carenza di personale. Una diversa interpretazione delle modalità operative ha rallentato alcune fasi, ma confermiamo che la conclusione di tutti i procedimenti relativi alle strade o al patrimonio dell'Ogliastra è imminente e che le competenze verranno trasferite dal bilancio dell'ente nuorese. Nessuna relazione. Gli amministratori nuoresi esprimono cordoglio ai familiari delle vittime dell'incidente di domenica scorsa, ma precisa Cicolini, è fondamentale ribadirlo con chiarezza. Questa vicenda amministrativa non ha alcuna relazione con il drammatico incidente avvenuto sulla provinciale 27. Le cause vanno ricercate altrove. Nei 10 anni di progressiva destrutturazione delle province e nei significativi tagli alla manutenzione stradale derivati dalla legge del Rio, una stagione che ha lasciato segni profondi e che ancora oggi incide sulla sicurezza delle nostre infrastrutture. La priorità rimane la tutela dei cittadini e rafforzare la sicurezza della rete viaria, una delle sfide più urgenti e dolorose per la Sardegna. Poi su questo articolo intero che tocca a comprendere in questa materia. Va bene, andiamo da innanzi e facciamo le altro. Allora, musica tradizionale e spettacoli con l'evento a Bocca Tenorosa, se volete, Lodè oggi il via con il villaggio di Babbo Natale. Lodè torna a vestirsi di festa con una nuova edizione di A Bocca Tenorosa, la rassegna natalizia che intreccia tradizione, musica e comunità. Il programma promosso dal comune con associazioni e comitati locali animerà il paese per tutto dicembre con appuntamenti per grandi e piccoli. L'apertura è prevista per oggi in piazza Villanova con il villaggio di Babbo Natale, tra addobbi, giochi e trucca bambini e dolciumi, seguito da balli a Lodè. Che balli a Lodè, sul titolo di una serata dedicata ai balli sardi e ai prodotti tipici. Bene, andiamo da innanzi. Dimo si batta con Mentos. Ci dico buongiorno a tutti, oggi è l'Open Day dell'antinfluenzale. Sì, l'apponato come doia da essa strese a sa 7 de 0. L'effetto pericoloso sulle strade, rischio delle frenate improvvise, danne e autovelox. Molti automobilisti conoscono le postazioni, ma a Monastir è record di multe. Purtroppo Monastir giù che uno autovelox comunale in una strada statale. Non si comprende come gli sia stato permesso. E comunque ha incassato 2.300.000 euro incassato. Adesso povero automobilista che in una strada che è 131 non deve superare sul 90, cioè cosa incredibile, una rapina che ne arma, ma una vera rapina. L'autovelox di decimo è all'inizio della curva e può trarre in inganno qualcuno poco esperto,
ma nessuno raggiunge i dati di quello della 131 a Monastir, appena prima dell'uscita per raggiungere il centro abitato, chilometro 19,4, installato nel 2009. Di recente il dispositivo è stato aggiornato e il 13 ottobre è arrivata la comunicazione al MIT per essere censito. Nel 2024 il comune di Monastir ha registrato ben 2.283.412 euro di multa. Solo Cagliari e Olbia hanno incassato di più rispettivamente, ma che intanto l'autovelox, non che un autovelox solo, una vera assurdità di questo autovelox. E purtroppo Bergalo è il multanne assenta al nastro appena si distrae di superare solo 90, ma come te si hackete? A fannare a 90 a Cagliari, cavolo, no, non è possibile. Braccio di ferro su Egas, verifica dopo la manovra, in occhio che la sono ponendo in Malaga. Rimpasto, Agus all'agricoltura dopo la manovra, Bartolazzi in bilico, prove d'intesa sulla presenza dell'ente, Todde propone una staffetta ma il PD non accetta, insomma, Ialiuc è bene legato a supporre che Todde questo accordo che ha fatto il Segat. Le parti si sono incontrate e hanno anche condiviso strategie e regole di ingaggio, ma il nodo sul nome del prossimo presidente di Egas rimane. 2 giorni fa l'uscente Fabio Albieri non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti del comitato istituzionale d'ambito. Oggi è in programma un'altra votazione, ma la seduta resterà aperta e a una soluzione si potrà arrivare la settimana prossima. Al vertice di maggioranza di ieri la Presidente della Regione Alessandra Todde ha confermato di essere per la continuità. Il PD crede invece che sia necessario il contrario. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Gestione dell'acqua, il futuro è un rebus. Abbanoa restituirà 2.222 milioni di capitale per evitare la gara UE. Dubbi sulla soluzione. Strategie politiche, e certo sono tempo scontra Abbanoa, ma ci si è arrivata a una gara europea, tanto sì chiamo a vedere sorci verdi come in narata. Capisco io quanto costa Sabba in Catalogna, quanto costa in Corsica, quanto costa Tinto Tue, non va paragone, cioè non va paragone, pensate un po' che bullinano fuori Sabbanoa e entrano una società di gestione, però anche il denaro. Strategie politiche contrapposte sul filo dei pareri legali, scossoni e incertezze, si muove di tutto un po' nel sistema regionale dell'acqua, un futuro che sembra tracciato dal 2013. Con tanto di sigillo messo dall'Unione, non è possibile come rispondere. L'Unione Europea entro il 31 dicembre, secondo questo patto, quel patto siglato sull'asse Cagliari-Bruxelles, andava pubblicata la gara con cui affidare la gestione della risorsa idrica per i prossimi 30 anni. Invece il 4 novembre scorso è arrivato il ribaltone, niente bando internazionale, tutto resta com'è. Abbanoa tiene in mano il servizio in cambio di 222 milioni di euro alla regione. Meno male, speriamo. Passo a 2. A disegnare il nuovo destino ci ha pensato Egas, l'ente che il sistema dell'acqua lo regola, stabilisce le tariffe e supervisiona Abbanoa. Nessuna decisione solitaria però. Dietro alla mossa c'è l'imprimatum di Alessandra Todde che mercoledì ha stretto alleanza col centrodestra pur di confermare alla presidenza l'uscente Fabio Alberi, coprotagonista della gara bloccata. PD e progressisti si sono messi di traverso, patto Todde saltato. Oggi nuovo tentativo a meno di un rinvio alla prossima settimana chiesto dai Dem. Aiaia. Il Ministero conferma non abbiamo trovato i missili finiti in mare.
l'esercitazione Joint Stars nel poligono di Quirra, confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarremo. Non è stata ottenuta la localizzazione certa dei manufatti. Tradotto, per narrare, persi, e cioè questo missile che sono andato da mare che ne esplode, perdito. Non si perde, non bisogna che l'OCU, cioè non bisogna che un'esercitazione militare naturalmente. Il suo Vaticano o il suo Colosseo, qualcuno ne perde nel missile. Non si trovano e al Ministero della Difesa non sanno dove siano i due missili, un Aster 30 e uno Stinger, che risultano inabissati davanti alla costa del poligono di Quirra. Sono lì da qualche parte dalla fine di maggio, quando era andata in scena un'esercitazione armata al termine della Joint Star, che doveva testare le capacità del sistema in risposta ad un attacco missilistico e di droni. Era stata dimostrata l'efficacia della difesa aerea integrata, così almeno era scritto in una nota stampa diramata dall'esercito. In realtà, si apprende adesso, non si sa nemmeno se i due ordigni siano sul fondo del mare ancora integri e carichi o se siano esplosi nell'impatto contro la superficie. Baekirka, Capofrasca, no ai voli estivi dei caccia in occasione sempre essa colonia che si è servituto il militare dopo le proteste di Terralba, interrogazione alla Camera. Su Capofrasca i caccia volano anche d'estate, nel pieno della stagione turistica, e per garantire le attività del poligono è stata imposta un'area di interdizione, la nuova Charlie Delta, che prevede l'applicazione di divieti anche in assenza di esercitazione, con conseguente compressione dei diritti di fruizione delle comunità locali e degli operatori economici. Regole da rivedere secondo le comunità locali. La prima voce a sollevarsi lo scorso novembre è stata quella del Consiglio Comunale di Terralba, con una mozione, mentre il megafono che fa arrivare le lamentele a Roma è un'interrogazione della deputata cagliaritana dei progressisti Francesca Ghirra. Braccio di ferro su Egas, verifica dopo la manovra Custo Est e Unione Sarda, Satiro la Mullessu, Isanova, Sardegna. Allora, andiamo da innanzi. Indagine antitrust per la AI, intelligenza artificiale su WhatsApp. Meta, che è il gestore di Facebook e di WhatsApp, nel mirino della Commissione UE, prevenire gli eventuali abusi. L'Unione Europea infligge un nuovo colpo ai colossi, non fa che te. Infligge un nuovo colpo ai colossi tech a stelle e strisce e lo fa aprendo un'indagine per valutare se il modo in cui Meta sta attuando la funzionalità di intelligenza artificiale su WhatsApp violi le norme sulla concorrenza. Vabbè, non ne potete dire scuola l'ha fatta gratis. Questo è su che penso io. Ha la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale a gratis che Meta non fanno bene. L'indagine a finire nel mirino dell'antitrust europea è la nuova politica riguardante il WhatsApp Business Solution, la versione dell'app di messaggistica pensata per le imprese che consente di comunicare con i clienti. Una politica inaugurata a ottobre, quando Menlo Park ha modificato i termini di servizio, i cosiddetti business solution term, che la società devono sottoscrivere per usare la piattaforma. WhatsApp Business. Me lo deve studiare questo argomento, non lo conosco metà bene. Putin sul Donbass, ce lo prendiamo. Ecco qua. Il presidente russo minaccia un'azione di forza se l'Ucraina non si ritirerà. Ma a questo proposito però tocca a te inviare che ridere viene una cartina
Vediamo se la stappamos derecha. No, non la sta. Una cartina vabbè. Puoi scrivere come si sono espresso su ucraino che hanno sul 1991 batapito un referendum batapito sopra questa questione aderenza o no a Ucraina, ma forse ne vale la pena pure di lo cercare. Allora un attimo, vediamo un po' qua. Eccola qua la cartina. E via. Oh, ce lo prendiamo in realtà, ovviamente, che io che s'arma da canto pare in questo mondo comandata, ma bitorramo, come la chiediamo il video, questa cartina dell'Ucraina, poi vedere come si sono espresso sul Donbass e Stinocca, in basso, allora 83%, 83,9, 90,7, 90,1, canto la percentuale dessa Crimea, che manta batto il 0,2%, cioè in Crimea pure bitti la maggioranza che aderiata a Ucraina, ma tutta in turno 90,1, 85,4, 89,5, 93,9, 94, 92, 93, 95, 96, 98, 92, 97, 96. Tutto questo hanno aderito a Ucraina nel 1991 e come russo, cioè Putin in alta che sono russo, chiaramente non sa che diventare russo, chi si esercito non sa che diventare, va bene, andiamo da innanzi. Andiamo poi del Collegio d'Europa, Mogherini si dimette, non è che sia innocente, va bene, l'ha da dimostrare che sia innocente e comunque si è dimessa evidentemente, è innocente, non è. Putin, Kiev cede il Donbass, o ce lo prendiamo con la forza, siamo attesi articolo di prima, che bel due biasa e quindi abbiamo finito zitte novasa de oie. Bene, mi pare che non sia mancata, sa ok, e quindi potremo tranquillamente tancare e intendere i temi che andare il suo telefono. Vediamo se non parte. A menso vedere di buona tutto da Bit TV, adiosu e menso a crash.